Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Su Entu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Il CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna, intende dare seguito alle attività svolte in questi ultimi 4 anni per mettere in evidenza alcune applicazioni recentemente sviluppate che, sfruttando tecnologie di intelligenza artificiale, metaverso e interazione uomo-macchina, possono essere sin d'ora fruibili nei settori quali turismo, marketing, logistica, sicurezza e altro. L'amministratore unico Giacomo Cao ha sottolineato che il CRS4 possiede le competenze e le capacità non solo per la creazione e lo sviluppo di specifici software e di autorevoli articoli scientifici, ma anche per la produzione di strumenti d'avanguardia nel settore dell'intelligenza artificiale. In questo scenario il centro ha raggiunto livelli di maturità tecnologica che lo posizionano quale ideale alleato di università, centri e istituti di ricerca che hanno come obiettivo primario la divulgazione scientifica mediante riviste specializzate e al contempo gli consentono di posizionarsi sul mercato, ad esempio, del metaverso e dell'interazione uomo-macchina. Negli ultimi 3 anni è risultato in attività uno staff di 130 persone, 93 contratti stipulati relativi a progetti e servizi per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Sono stati assunti 16 ricercatori tecnologici precari a tempo indeterminato ed è stato istituito un comitato consultivo composto da 10 esperti di fama nazionale e internazionale per fornire assistenza e consulenza al management del centro di ricerca. Attuato un piano interno per la parità di genere e il primo concorso per la valorizzazione di giovani donne di talento scientifico con un investimento di 4,5 milioni di euro per il proprio data center, contando così di raddoppiare la potenza di calcolo. In conclusione, si registra un investimento di 1 milione di euro per implementare l'infrastruttura della piattaforma di sequenziamento genico. Bene, abbiamo visto il filmato con le immagini di questo viaggio nel Parco Scientifico e Tecnologico di Pula. Siamo insieme all'amministratore unico del CRS4, da dove nasce l'idea di fare questa passeggiata e di presentare il vostro programma 2024 che riguarda intelligenza artificiale e soprattutto il rapporto oggi moderno tra uomo e macchina. Sì, intanto grazie come sempre per questo invito che CRS4 accoglie sempre con estremo favore. Ma l'idea di base fondamentalmente è quella di dare dimostrazione del fatto che CRS4 ha la capacità, oltre che di scrivere lavori scientifici che vengono pubblicati su riviste specialistiche ad alto impatto, così come fanno per esempio le università, CRS4 ha anche la possibilità di realizzare dei dimostratori, in particolare nel settore dell'intelligenza artificiale, nel settore del metaverso, nel settore dell'interazione uomo-macchina, che se adeguatamente interfacciati con soggetti imprenditoriali
che guardano scenari di mercato possono essere estremamente interessanti ed estremamente importanti. Quando parlo di, diciamo così, del fatto che il CRS4 ha la capacità di raggiungere dei livelli di maturità tecnologica che vanno oltre quelli tipici dei centri di ricerca delle università, lo voglio sottolineare perché è un elemento che contraddistingue il CRS4. Giusto per capirci, i livelli di maturità tecnologica vanno da 0 a 9. I primi 3 sono fondamentalmente ricerca di base, da 4 a 6 sono prototipali, livelli prototipali, oltre si incomincia a guardare il mercato fino ad arrivare appunto al numero 9. Ecco, CRS4 ha voluto con questa iniziativa che ha portato avanti dimostrare che riesce ad arrivare a livelli di maturità tecnologica prossimi al 6. E quindi ha la possibilità, voglio sottolineare il concetto che ho espresso prima, di interfacciarsi con un mondo industriale e imprenditoriale che volesse, diciamo così, utilizzare queste tecnologie che sono pronte per essere, diciamo così, industrializzate appunto e portate sul mercato. Voglio fare subito un esempio di un partner che è entrato in Panorama Sardo recentemente, che insieme a CRS4 ha intrapreso il percorso che lo sta portando dalla valvola per le raffinerie alla valvola per l'idrogeno, e parliamo di Remosa. Tutto il progetto è stato fatto insieme al CRS4. Sì, è la chiave di volta, questo è un esempio, no? Che dà dimostrazione ancora una volta delle considerazioni che facevo prima, e cioè che CRS4 ovviamente per sua struttura di base arriva fino ad un determinato livello di maturità tecnologica, poi ha bisogno di un partner per la verticalizzazione in chiave di mercato. Naturalmente questo partner deve essere un partner che ha gli sbocchi di mercato, un partner che ha una, diciamo così, struttura finanziaria solida e ovviamente l'interesse a questo tipo di applicazioni, che io credo, mi riferisco in particolare al ramo turistico, possono davvero essere di forte impatto. Ho visto i visi di alcuni colleghi giornalisti che appunto filmavano questi prototipi e direi anche forse più che prototipi, e sono rimasti veramente molto colpiti perché ci si immerge nella realtà, come dire, attraverso schermi, attraverso visori che consentono appunto attraverso realtà aumentata e virtuale di accedere a ambienti che altrimenti sarebbe impensabile poter raggiungere, con quel livello di dettaglio che invece è possibile, come dire, enfatizzare con queste tecnologie di intelligenza artificiale. E pensate al professor Cao, quando tanti anni fa è stata realizzata pura la struttura del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, sembrava l'ennesima cattedrale nel deserto, invece è in piena operatività, e abbiamo visto che in questo progetto presentato nei giorni scorsi ci sono 130 persone in attività. Beh, 130 persone sono ovviamente l'intero inviluppo della numerosità dei dipendenti del CRS4. A questo particolare progetto sono meno che se ne occupano naturalmente, però certamente il CRS4 all'interno della realtà del Parco Scientifico e Tecnologico, parlo della sede di Pula naturalmente, gioca un ruolo estremamente rilevante. Sarà importante trovare ulteriori sinergie con gli altri soggetti che fanno capo al parco, naturalmente mi riferisco a Porto Conte Ricerche, mi riferisco all'IMC di Oristano e naturalmente in generale il Parco Scientifico e Tecnologico può sempre giocare, e credo che il CRS4 stia dando un contributo in tal senso importante, un ruolo molto rilevante, non solo per diciamo, il CRS4 in quanto tale, ma più in generale per l'intero comparto considerato appunto come parco. Mi riferisco in particolare, anche se l'argomento forse non è esattamente collimante con l'introduzione che abbiamo fatto e di cui abbiamo parlato qualche minuto fa, certamente
l'avvento di questa macchina sequenziatrice che è a disposizione in questo momento grazie a Sardegna Ricerche, che l'ha finanziata l'anno scorso con 1 milione di euro. A partire da metà dell'anno scorso oggi CRS4 e credo ancora ha l'unica macchina sequenziatrice di ultima generazione di una dell'azienda più importante al mondo in questo settore. È evidente che diventa un elemento di attrattività e posso dire, mi auguro di non essere smentito nel corso dell'anno, che c'è un incremento estremamente significativo di commesse di sequenziamento che ovviamente sono ancora più, diciamo, appetibili perché a parte il sequenziamento propriamente detto, abbiamo affiancato una struttura diciamo di competenze che guarda alla bioinformatica e quindi all'analisi dei dati di sequenziamento. Grazie davvero professor Cao, adesso la linea va alla regia e subito dopo con Mario Frongia vi presentiamo il nuovo libro su Gigi Riva. A tra poco. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Esiste una terra famosa per il suo grano, dove da generazioni si tramanda l'arte della macinazione, che una famiglia ha trasformato nel metodo Alma a doppia decorticazione. Alma, dal latino anima, perché macina solo l'anima del chicco, quella più pura, che dà alla pasta un colore brillante e un gusto intenso. Così nasce la nuova pasta Cellino. Fratelli Cellino, Mastri Mugnai, dal 1955. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Valerio, quando si parla di Gigi Riva non si finisce di scoprirne spigolature che sono fondamentali per entrare nei dettagli di uno che ha consacrato la Sardegna, che ha scelto, al di là delle performance sportive che tutti o quasi conoscono, ma direi proprio tutti, quello che deve essere invece dietro le quinte, l'uomo, la persona vicina anche agli sportivi più distratti. Sono con Umberto Opus, con Mario Fadda ha scritto un libro che ha per titolo Gigi Riva,
il campione, l'amico, il mito, un libro che come lo fate abbiamo scritto per omaggiare un grande campione della nostra isola, uno che ha trasmesso valori, ideali, ma soprattutto è stato il campione dell'identità della Sardegna. Parlare di Gigi Riva è facile a un tempo e molto scomodo per un altro verso, nel senso che si è detto tanto, si è osannato, è diventato, come avete messo nel titolo, un mito. Cosa significa andare a cercare altri aspetti, altre angolature? Altri aspetti è raccontare quello che poi il Riva è stato, perché molti conoscono il rovesciato a Vicenza, lo scudetto stesso, il gol in nazionale, il due infortuni, tante cose. Noi dobbiamo raccontare quello che era un Riva dietro le quinte. C'è un bellissimo aneddoto di Alessandro Nesta e di Angelo Peruzzi che dà una dimensione dell'uomo Riva. A Berlino, nel trionfo del mondiale, Riva si nasconde per lasciare tutto il palcoscenico in mano ai giocatori. In Portogallo, 2 anni prima agli europei, Riva si mette davanti ai giocatori per difendere quello che è stata una spedizione in Portogallo agli europei abbastanza per l'Italia sciagurata. Quindi era Riva l'uomo che metteva davanti a tutti i valori di quello sport che ormai stanno perdendo. I valori dello sport, i valori della memoria. Lei come sindaco di Mandas ha dato la ribalta anche meritata a Ratcis, il centravanti che dopo Virdis e Zola ha segnato di più in Serie A. In questo contesto, in questa filiera, sempre con un libro a doppia firma con Mario Fadda, in questo contesto che tipo di Sardegna viene fuori, al di là dei suoi personaggi più noti? Ma come abbiamo fatto un'operazione di recupero della storia del calcio attraverso quello che è proprio il recupero di quei valori che quel calcio ha trasmesso. Oggi Riva, l'anno scorso Renato Ratcis. Io voglio ricordare anche oggi un grande uomo che era Marius, grazie al che era mandarese per nascita, gaetano di adozione, che è stato quello che ha immedesimato i valori dei tifosi che hanno poi portato a fondare quel coordinamento di Cagliari Club, ma soprattutto a trasmettere quello che era il valore sano dello sport. Di un libro di Riva ovunque si svolga un significato. Se si svolge nella sede del Comitato Nazionale Dilettanti e della Federcalcio Sarda in sostanza, neanche un altro, qual è? Ma è un significato bellissimo, importantissimo, siamo onorati appunto di questa scelta che gli autori hanno fatto nel voler presentare il libro di Gigi Riva. La nostra sala riunioni, la sala Benedetto Piras, riporta in tutte le pareti la fotografia di Gigi Riva. Fu una concessione che lui ci diede in tempi passati, è una pietra miliare del nostro mondo sportivo e non solo, perché Gigi Riva è stato un esempio certamente come uomo di sport, ma questo non lo scopro certamente io, ma come uomo ha lasciato delle tracce molto importanti. Ecco, per quanto riguarda il territorio e quella missione che lei ha anche a livello nazionale da vicepresidente, dire ai ragazzini che iniziano a giocare a calcio, non si diventa Gigi Riva da un momento all'altro, ma si può diventare uomini con una passione chiaramente per il calcio, ma soprattutto con un comportamento. Quanto è utile poter continuare a ripetere, Gigi Riva se n'è andato il 22 gennaio, quanto è utile poter continuare a ripetere, allenatevi a essere persone per bene? È sempre più utile, soprattutto in questi tempi, è sempre molto importante avere dei punti di riferimento come Gigi Riva. Essere certamente persone migliori di quello che si è, e poi si può anche lasciare da parte il discorso di non diventare campioni o fenomeni nel mondo del calcio. Il mondo del calcio, soprattutto il nostro mondo dilettantistico, deve servire certamente per fare pratica sportiva, divertirsi a inseguire un pallone, ma certamente deve servire per diventare degli uomini e delle persone importanti, civili dal punto di vista della normalità, non dello sport. Beppe Tomasini, capitano di quel Cagliari in un anno che insomma gli infortuni ti hanno impedito di arrivare fino in fondo, ma c'eri ed eri uno dei riferimenti di quello spogliatoio. In un libro che ormai diventano tanti, che ricorda Riva e il vostro periodo, in che modo tu di tanto in tanto metti a fianco questi momenti, questi aneddoti del Cagliari Calcio del 70? Questo li metto assieme quando sono un po' in difficoltà, un po' di tristezza, metto assieme queste cose perché è stata una grandissima cosa, è stato un sogno realizzato, è stato un sogno per me, per la nostra squadra e anche per la Sardegna dove io tuttora vivo. Perciò per me lo scudetto è stato veramente una cosa grandiosa. Perché è stato bello? Perché non te l'aspettavi. Noi il primo anno siamo arrivati secondi, però poi lo scudetto non ci abbiamo creduto neanche il primo anno, se no avremmo potuto vincere. Poi il secondo anno eravamo proprio convinti e eravamo anche eravamo forti, eravamo in 6-7 nazionali e abbiamo vinto con lo scudetto, che è stato
stato un sogno della mia vita, perché il calciatore quando inizia pensa di vincere lo scudetto o di andare in nazionale. Io lo scudetto l'ho raggiunto, la nazionale l'avevo quasi presa, poi l'infortunio mi ha vietato di arrivare. Beppe, un altro libro su Gigi, nel senso positivo del termine, perché si fa memoria e si porta rispetto a un atleta e un uomo. Nel sottotitolo gli autori, Umberto Opus e Mario Fadda, parlano di un amico. Gigi Riva è stato un amico anche con voi. Allora, Gigi Riva era amico di quelli che erano amici suoi, cioè lui non aveva tanti, aveva conoscenti, ma gli amici li doveva studiare, prima ti studiava, ti voleva conoscere, ti voleva vedere chi eri, e poi se così le andavi a genio a lui, nel senso a genio che eri una persona per bene, perché lui è stato una persona per bene, poteva fare quello che voleva, ma è sempre stato, abbiamo vissuto 6 anni in foresteria con lui, a 10:30 era sempre a letto lui con noi, perciò lui prima studiava la persona e poi se riteneva giusto le dava l'amicizia. Tu avevi superato l'esame? Io l'avevo superato già prima di venire qua, perché ci siamo visti a Grado nel 67, fare le sabbiature, e il Brescia, no, 68 era, mi stava vendendo, non sapevo dove andavo, e lui mi diceva: guarda, se vieni da noi, perché Scopigno non libera uno stopper centrale, ti troverai bene, e così è successo, e così sono rimasto qui tutta la vita. Gianfranco Matteoli, tu ricordavi che da ragazzini il tuo mondo e il tuo modo di essere ragazzino era quello di avere il mito Gigi Riva. L'hai associato a quelli dello scudetto e hai ricordato che quello scudetto non poteva essere vinto anche solo con la grandezza di Riva. Qual è il ricordo di oggi? Ma chiaro, questo l'ho sempre detto, da ragazzino io sono cresciuto nel mito di Riva, ti tagliavi i capelli come lui, la sua maglia, si litigava per chi era Riva, tutte queste cose, ma erano cose da ragazzino. E quindi gli altri giocatori li conoscevi poco, però quando cresci ti rendi conto che vinci lo scudetto e fai un risultato di questo tipo perché hai una squadra clamorosamente forte, ma non solo vinci lo scudetto, resti 4-5 anni a quei livelli in un calcio difficile che era allora, quindi io penso che veramente tutti questi, come ho detto prima, sono tutti dei miti. Gianluca Festa, la cavalcata trionfale del Cagliari di Ranieri negli anni 80 dalla C alla A, ma soprattutto le giovanili con la maglia rossoblu. Nella fotografia di questo Cagliari, Gigi Riva e gli artefici dello scudetto hanno sempre avuto un ruolo importante anche per voi ragazzini. Tu venivi da Monserrato, qual è il tuo flash? No, diciamo che i giocatori del Cagliari, Gigi Riva in particolare, ci hanno ispirato per la nostra carriera, perché comunque anche quando li vedevamo per strada, per me vedere un giocatore dello scudetto, in particolare Gigi Riva, era qualcosa di incredibile, veramente un'emozione incredibile. Quindi per me è stato un grande onore aver vestito la maglia che hanno vestito questi grandi campioni. Presentata nella Sala Retablo del Municipio di Cagliari la 368esima edizione della festa di Sant'Effisio. Sono stati illustrati i dettagli dell'evento religioso e delle iniziative collegate. Hanno preso parte all'incontro con la stampa l'Alter Nos Giovanni Ena, il presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, il direttore organizzativo Ottavio Nieddu e i rappresentanti dell'Arciconfraternita del Gonfalone. Inoltre gli amministratori dei comuni di Capoterra, Sarroc, Pula e Villa San Pietro. Sono onorato di questo incarico totalmente previsto. Ringrazio il sindaco, l'amministrazione. Ecco, un grande onore, una grande dignità per me che sono un cagliaritano, doc, e quindi una festa importantissima, la più importante della Sardegna, e anche sono un cristiano, un cattolico, e quindi è una festa che inneggia a un grande santo che ha, come dire, incontrato Gesù Cristo, che è l'unico, è Dio, è uomo, è stato uomo e Dio allo stesso tempo, è morto e risorto per ogni uomo, quindi è una grande festa che porta a tutti un messaggio di speranza, di pace, ci invita tutti alla conversione, a incontrare Gesù Cristo per incontrare la gioia e la bellezza dell'incontro proprio con il nostro Creatore. 368esima edizione, una longevità incredibile ma anche un grande senso di appartenenza, Presidente. Sì, come al solito Sant'Effisio ci aspetta il 1° maggio e noi aspettiamo lui, quindi
sarà l'ennesima giornata di tradizioni, colori, di cristianità, di religiosità. Anche quest'anno abbiamo grandi aspettative, soprattutto tanti turisti che arriveranno, molte crociere, quindi il nostro punto importante è quello di poter essere più accoglienti possibile. Saranno delle giornate molto intense, delle giornate impegnative, soprattutto delle giornate che ci daranno sicuramente dei risultati importanti proprio in termini di accoglienza. Sant'Efisio è la grande occasione che la Sardegna offre per mettere insieme i più grandi patrimoni etnografici, quelli etnomusicali, e soprattutto legarli ad un evento che ha come forza la grande fede e devozione per Sant'Efisio. Ecco che allora questi gruppi folclorici, queste associazioni per la processione diventano davvero i fedeli che rappresentano le comunità dei comuni, delle subregioni storiche, di tutti quei centri della Sardegna dove c'è una grande devozione per il santo e si riflette appunto in questa grande solennità con il canto dei rosari, con l'accompagnamento delle launedas, insomma con tutti quegli elementi che sono il grande patrimonio dell'isola e che per Sant'Efisio diventano anche una grande occasione, una straordinaria occasione di spettacolo, ma di un patrimonio popolare autentico. Ci saranno delle novità quest'anno che sono il corollario che c'è intorno poi alla processione. Le novità sono, sai, per queste manifestazioni secolari le novità ogni volta le centelliniamo perché è una manifestazione che è il patrimonio collettivo di tutta l'isola. Però diciamo che da qualche tempo l'amministrazione comunale ha scelto di mettere in luce quegli aspetti che sono veramente i patrimoni musicali. Ci sarà il canto di tutte le aree dell'isola, dell'Eudoro, della Gallura, del Campidano, il canto a tenore, e si svolgerà proprio qui nel Palazzo Civico, nella corte del Palazzo Civico il 2 maggio. Il 3 sarà dedicato alla poesia di improvvisazione, un altro aspetto che è fondamentale per la cultura musicale dell'isola. Il 4 saranno le corali, l'amicizia dei suoni, fino a che canteranno sempre qui in palazzo fino all'arrivo del santo. Insomma, attività sempre molto legate allo spirito della tradizione e del valore autentico di queste esperienze. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setran, ecologia.
Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Presidente dell'autorità portuale Massimo Deiana, un varo è sempre un momento molto particolare, un varo a Cagliari nelle acque del Golfo degli Angeli lo è ancora di più. Che sensazioni le dà la C75 di Luna Rossa che si prepara per l'America's Cup? Ma mi dà la sensazione, un'ultima sensazione, ma comunque anche una piacevole consuetudine. Questo è il terzo varo, perché varammo qui poi la barca che vinse la Prada Cup e arrivò seconda all'America's Cup precedente, quella a Auckland. Abbiamo varato qui 2 anni fa la C40 e adesso abbiamo questa. Cagliari ormai è diventata in tutto il mondo, in tutto il circuito mondiale che segue questo tipo di attività, è diventata un centro di eccellenza. Oggi tutti i telegiornali da stamattina, fin dalle 9 del mattino di stamattina, trasmettevano immagini di Cagliari e davano notizia dell'imminente varo. Oggi c'erano più di 100 TV accreditate, eccetera. Questo è molto importante. Adesso Luna Rossa per qualche mese farà delle prove in mare qui e poi si trasferiranno a Barcellona. La speranza è che ovviamente a Barcellona Luna Rossa dica la sua. Prima tra i challenger e poi sfidando il defender e magari sperando di portare qui qualcosa che sia un po' di più della coppa intermedia, e questo sarebbe per noi un grandissimo successo. Incrociamo le dita. Incrociamo le dita, ma ci sono secondo me ottime possibilità di vedere grandi performance. La Coppa America è storicamente una sfida perversa, perché ti costa un sacco di soldi, perché comporta tantissimo lavoro nel momento in cui vai a cercare la miglior tecnologia disponibile, ed è il detentore della Coppa che fa le regole apposta per complicarti la vita. Questa è un po' la perversione della Coppa America. Devi riuscire a fare di più di quello che uno standard normale porterebbe a fare. Sei sempre in extra sforzo, in extra ragionamento, devi avere le persone migliori, i progettisti migliori, e secondo me Luna Rossa, come ha dimostrato nella Coppa America del 2021, tutte queste caratteristiche le ha, e quindi ci uniamo nel tifo per questa barca a cui dobbiamo anche imparare a voler bene. Senti, un giochino, Max Sirena, se lo vogliamo avvicinare a un grande pilota del MotoGP, chi è? Max Sirena è intanto è romagnolo, quindi già qui gli potremmo attribuire un Valentino Rossi, no? È uno che, io starei su Valentino Rossi, è uno che le Coppa America le ha anche vinte, oltre ad averle gestite, con grandissima esperienza. Direi che un Valentino Rossi ci sta molto bene. Max Sirena, quanto sei contento, che tipo di orgoglio provi questo terzo varo in acque cagliaritane? Sono contento fondamentalmente per i team, per i ragazzi che hanno lavorato tanto. Sai, molte volte si vede solo la cartolina o l'immagine della barca che naviga, ma dietro c'è un lavoro enorme. Facciamo turni H24, i ragazzi sono 4 settimane che lavorano senza un giorno libero, e quindi quando c'è il varo di una barca è sempre un momento di relief, come si dice in italiano, di scarico, no? Perché finalmente è un passo che hai fatto, e adesso è fondamentale iniziare a navigare il prima possibile e iniziare ad avere i primi feedback dalla barca. Dicevi prima che Patrizio Bertelli ti sollecitava andate per mare, e sentivo anche che segnalavi che non hai fatto
dei compromessi rispetto a ciò che è stata l'esperienza del 2021, siete stati a 1 centimetro. No, sai, quando punti a cercare di vincere, comunque quando compiti a questo livello non puoi fare dei compromessi, perché se fai dei compromessi vuol dire che hai già messo le mani avanti, quindi devi accettare di prenderti dei rischi, ovviamente devono essere rischi studiati, no? E fondati. Però alla fine è sport, quindi ci sarà uno che vince e uno che arriva secondo, e il problema è che in Coppa America non c'è secondo, conta solo il vincitore. Se la Spagna è la prossima sede di regata fine agosto, insomma, con quali aspettative e quale tipo di lavoro, dicevi del team, quale tipo di lavoro sull'acqua ci andate? Sarete pronti? Sarete performanti? Ma l'obiettivo è di portare la prossima Coppa America nelle acque di Cagliari, quindi credo di averti risposto. Può capitare che un gruppo di giovani provenienti dalle più disparate nazioni del mondo si ritrovino assieme in provincia di Oristano, ospiti di famiglie che partecipano all'attività di scambi di ospitalità per studenti e che arrivano grazie al programma di interscambio gestito da Intercultura sezione di Oristano, che dopo varie tappe all'insegna della conoscenza del territorio e della sua storia si ritrovino a Cabrase a impastare e arrotolare Malloredoso. Io vi accolgo a Limolo House, che è un progetto in bioarchitettura di ospitalità dedicata al soggiorno sostenibile. Sostenibile vuol dire che in ottemperanza un po' a tutte le prescrizioni dell'Agenda 2030, avete visto credo stamattina, cerchiamo di far soggiornare le persone qua, soprattutto per progetti ma anche solo per turismo, in maniera da impattare il meno possibile, sia durante il soggiorno che nell'esplorazione del territorio. La struttura è fatta in bioarchitettura in modo da sfruttare tutte le proprietà dei materiali naturali e non avere consumi elettrici, non c'è aria condizionata, ma piuttosto c'è la ventilazione naturale che aveva la cantina della Vernaccia, per esempio. I muri sono in terra cruda, quindi schermano dal sole, e come vedete c'è tantissimo verde che serve a ombreggiare e a evitare, quando c'è caldo, la necessità di impianti. Non troverete plastica, tutto è molto artigianale e tutto è fatto con elementi di recupero, legni, ferri, vetri e quant'altro, e quindi un po' un soggiorno a impatto zero, dove chiediamo anche ai visitatori di partecipare di questa mission e soggiornare qui consumando il meno possibile. Non manca niente, non deve mancare niente, però un occhio ai rifiuti, un occhio al consumo elettrico, al consumo idrico e così via. Per il resto enjoy e guardatevi intorno e fate anche tante fotografie, perché si presta a molti spunti. Una struttura particolare, una guest house che si chiama Limolo 56 Green. Cosa hai visto oggi? Cosa ti ha colpito? Che la città qui Cabra è bellissima, mi è piaciuto molto. Il mare ve l'hanno fatto vedere? No, no ancora da qui, però... Ah sì, ieri! Ieri sì, San Giovanni sì, bellissimo. Okay. E tu cosa hai visto di bello che ti è piaciuto? Quello che più mi piace qua di Sardegna è il mare sempre, bellissimo, cristallino, sì. Pulito, un colore splendido. Sì, sì, bellissimo. Io sono Thai, dalla Thailandia. Okay. Sì. Cosa c'è di diverso da qui alla Thailandia? Mare uguale o più bello qui, più bello là? Sì, bellissima, sì. Ciao, mi chiamo Jean, sono dalla Colombia. Ah, okay. Sì, sì. Cosa c'è di diverso da qui? C'è una cultura molto diversa che la del mio paese, ma è buono imparare e sapere che le forme diverse da vivere sono qua, e mi piace molto essere qua. Rispetto della natura. Rispetto della natura, in mia città non c'è mare, quindi è molto bello essere qua e tutto questo. Ok, quindi tornerai? Sì, claro, certo. Tu? Ciao, sono Barbara di Brasile. Sì. Il mare c'è però. Sì, è sì, bello. Molto. Molto bello. Qui è più piccolino però. Sì, però è praticamente uguale, la spiaggia, tutto. E le persone come le hai trovate, i tuoi coetanei, quelli che hai incontrato? Tutto bene, perché
L'America Latina e l'Italia sono molto similari quando è di persona, la personalità di tutti, sì, il carattere di tutti. Tu sei emigrata all'incontrario. Sì, io ho fatto l'esperienza di scambio studentesco in Perù nel 2019-2020, sono tornata prima per il Covid e quindi nulla, ho conosciuto l'America Latina, ho fatto quello che stanno facendo questi ragazzi ma dall'altra parte del mondo. Quindi oggi vi stai accompagnando come esperta, insomma. Esatto, come volontaria di Intercultura perché collaboro con l'associazione. E lui è l'altra parte interculturale della nostra vita. Riccardo Milani è un mondo a parte che sbarca in Sardegna dopo un percorso ottimistico di attenzione, di pubblica e critica nel resto d'Italia, ma si è ancora a metà dell'opera. Ecco, qual è la sensazione, qual è la temperatura? Ma il gradimento del pubblico su questo film è molto alto, lo stiamo verificando, stiamo accompagnando il film ovunque, in tutta Italia. Ci tenevo molto a questa tappa in Sardegna, Cagliari, poi Sassari, Nuoro, Oristano, Macomer. E incontriamo una realtà che è comune a quella del film. Il film racconta delle piccole comunità, racconta delle piccole scuole, racconta di quanto lo spopolamento delle aree interne sia un tema vivo, anche qui in Sardegna evidentemente, come tutto il paese. Però noi abbiamo incontrato situazioni al limite della praticabilità a Padova, a Genova, a Torino e ovunque, nel circondario di Milano. C'è un tema forte che è quello della scuola nel film, che è il racconto di quanto sia importante il mestiere dell'insegnante. Per esempio Antonio Albanese e Virginia Raffaele sono due maestri elementari che tentano in tutti i modi di salvare questa scuola molto piccola con 7 alunni in pericolo di chiusura, con il rischio di chiudere, e lo fanno non tanto per difendere il posto di lavoro, ma quanto per la consapevolezza di quanto il loro lavoro sia fondamentale e importante per l'educazione, per l'istruzione, per la conoscenza. Siamo nel cuore dell'Abruzzo, il trailer si apre in questo viaggio in macchina, un'automobile che è carica di neve, insomma ci sono queste sensazioni sì davvero un po' di abbandono ma di grande tristezza, nel senso che si ha la volontà di mettere in piedi un percorso che è fondamentale, quello della cultura, dell'istruzione, e sta diventando complicato per la dispersione, perché si spopolano gli interni, perché forse si ha meno voglia di trattare come si deve una classe, quella degli insegnanti, che invece meriterebbe più rispetto. Questa è così, questa è la realtà da cui siamo partiti, non c'è nulla di inventato nel film. Conosco bene quelle zone che ho raccontato, conosco bene quella situazione che si protrae da decenni. Io ho visto quei paesi passare da 5.000 a 3.000 a 1.000 a 500 abitanti nel giro di pochi decenni. Quindi è un tema vivissimo questo, però c'è anche qualche segnale di inversione di tendenza che è fondamentale, e cioè qualche ragazzo, la generazione più giovane, no, di chi comincia a affacciarsi al mondo del lavoro, comincia a trovare nel proprio territorio la voglia, il desiderio e anche l'opportunità di inventarsi un presente e un futuro. Nel film c'è un ragazzo di 20 anni che fa l'agricoltore a un certo punto, mandando in un baratro di preoccupazione ai genitori perché probabilmente è un ragazzo senza futuro. Invece questo ragazzo dimostra che rivalutando il proprio territorio, che è un territorio fatto di ricchezze naturali, di allevamento, di agricoltura, si può trovare il modo di impiantare un presente e un futuro, e questo è un segnale di tendenza molto 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 forte che il film sottolinea molto. Ecco, un mondo a parte sembra quasi scritto, quasi tu non lo sapessi, però avessi alle spalle il canovaccio proprio sulla Sardegna. Hai descritto delle situazioni, dello spopolamento, del credere nelle attività dei propri genitori, dei propri nonni, quando nessuno ti dà una lira, in credibilità, appunto, in fiducia, in risorse, che possono essere invece delle opzioni, delle opportunità. Anche la Sardegna vive questa situazione, tu un po' l'hai conosciuta, no? Sì, la conosco, è una terra con cui ho diviso tanto, ecco, anche lì parliamo di decenni di frequentazione, di amicizie, di legami, e quindi conosco un po' questo territorio.
e ci sono dei punti in comune evidenti, insomma, quindi questo però devo dire non è una particolarità dell'Abruzzo o della Sardegna. Il problema dei piccoli centri della provincia italiana è un problema nazionale, però ripeto, il film racconta una realtà e la fotografa, ma dà anche delle indicazioni che vengono proprio dalle comunità. Il tema delle percentuali degli stranieri qui trova una soluzione, e non la trova dal punto di vista politico o ideologico, la trova in concreto, nei fatti. Ci sono interi territori che sono abitati ormai per percentuali enormi da extracomunitari che si sono perfettamente adattati, però sono persone che 30 anni fa, 40 anni fa erano clandestine e poi hanno regolarizzato la loro posizione e poi hanno messo su famiglia, hanno affittato le case, hanno impiantato una comunità e di fatto sono persone che senza nessun appiglio ideologico, ripeto, senza nessuna convinzione politica, le comunità hanno accolto perché era l'unico modo per tenerle in piedi e questo sta avvenendo. In Sardegna è accaduto ad esempio per l'allevamento, per la pastorizia, braccianti, insomma ce ne sono tanti in realtà che sono diventati forse più sardi di qualche sardo. Quando è stato difficile, tu li hai diretti altre volte, soprattutto Antonio, è stato difficile dirigere Antonio Albanese e Virginia Raffaele? No, dirigere Antonio Albanese, con cui è il quinto film che faccio, e Virginia Raffaele è una grande fortuna, sono due grandissimi attori che passano dal registro comico a quello drammatico, che sanno divertire e emozionare e anche commuovere con questo film. Hai un dietro le quinte, un aneddoto? Beh, il freddo che hanno sentito, perché ma sai, noi e il resto del cast, in realtà è una comunità che si è messa in gioco, per cui Antonio e Virginia, il valore aggiunto che hanno messo su questo lavoro, su questo film, è quello di recitare con dei non attori, per cui sono il macellaio, il panettiere, il falegname, hanno veramente interagito in maniera quasi professionale con delle persone che hanno messo tanto di se stesse, tanto lato umano. Lavorare con Antonio ormai, ripeto, al quinto film è una fortuna per me, condividiamo gli stessi temi, condividiamo la stessa passione per questo lavoro e per l'umanità che raccontiamo. C'è stato il primo 12 aprile senza Gigi Riva, tu sei stato l'autore di quello splendido docufilm sul rombo di tuono, hai percepito quelli che erano gli umori di una terra che lo sentiva più figlio di tanti figli, col suo modo di essere che abbiamo narrato e appunto raccontato in tanti modi. Gigi se n'è andato il 22 gennaio, un libro, il tuo film che è arrivato prima, altri modi di raccontarlo, insomma cosa provi Riccardo? Tu che avevi stabilito con lui peraltro anche durante la lavorazione del film un rapporto che era diventato particolare. Rombo di tuono, Gigi Riva da Leggiuno. Sono un calciatore, ero bravo e abbastanza fortunato. È un vuoto infinito quello che c'è adesso, è un vuoto infinito che sento come se sentissi il vuoto di un parente, una persona cara, ed è una persona cara Gigi, una persona cara con cui ho avuto la fortuna e l'onore di condividere tanto tempo, a volte anche in silenzio. Però mi manca tanto quel citofono, mi manca tanto quel portone, mi manca tanto quell'ascensore, quella porta aperta che lui lasciava. I suoi silenzi. Sì, quell'odore di fumo che mi portavo poi dietro una volta uscito. Mi manca tantissimo Gigi e più va avanti più la cosa è difficile. Io una cosa che non scorderò mai
è la camera ardente di Gigi, perché è stata straziante e meravigliosa allo stesso tempo, è stata una cosa devastante dal punto di vista dell'emozione. Ho visto migliaia di sardi, di bambini, di anziani, di gente dell'interno, di persone con le stampelle, di disabili che venivano lì e lo ringraziavano. Io ero alla camera ardente con la famiglia e quel passaggio di persone, di umanità che lo accarezzava, che gli diceva grazie per tutto quello che hai fatto per noi, è una cosa che non dimenticherò mai più in vita mia. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafica, esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Fratelli Cellino, mettiamo la nostra qualità in buone mani. La farina per i professionisti. Nuovo mulino, nuove farine. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in
Si è svolta qui nella sede di rappresentanza di Villa Devoto la prima riunione della Giunta Todde. All'ordine del giorno la nomina del segretario generale della Regione Sardegna, un compito che spetterà a Saverio Lorusso. Inoltre è stato anche deciso di accorpare e abbinare le prossime elezioni comunali alle elezioni europee che si svolgeranno il prossimo 8 e 9 giugno. La nuova squadra di governo della 17ª legislatura guidata dalla Presidente della Regione Alessandra Todde, la più votata di tutta l'isola, Desiree Manca, ha lavorato prima come impiegata e poi come direttrice in aziende specializzate nei servizi di assistenza alla persona ed è ora alla guida dell'assessorato del lavoro. Le dico che forse io sono la dimostrazione che il popolo davvero sempre vince e conta. Il lavoro che oggi viene considerato forse una delle priorità insieme alla sanità e ai trasporti, per il lavoro c'è tanto lavoro da fare. Iniziamo dai giovani, iniziamo dalla formazione, ma iniziamo anche da chi ha perso il lavoro e quindi io credo che sentirete davvero parlare dell'assessorato lavoro. Tante idee, tante novità e tanta innovazione. Non vedo l'ora di iniziare e di prendermi questa responsabilità. Sono tante le vertenze aperte nell'isola che chiedono, con tanti lavoratori che chiedono risposte e soluzioni. Io sono assolutamente a disposizione ad ascoltare tutti e a trovare insieme delle soluzioni. La Sardegna è una delle regioni più povere e quindi il lavoro, anche il singolo posto di lavoro va tutelato. Ha parlato prima di novità e di innovazione, ci può svelare qualcosa? No, questo ve ne renderete conto pian piano. All'urbanistica Francesco Spanedda, architetto fortemente voluto dalla Presidente Todde, perché nella sua carriera si è occupato soprattutto di urbanistica di bassa intensità. Action Day 8 e 9 giugno. Abbiamo preso la decisione di combinare le date delle elezioni. Per quanto riguarda un eventuale ballottaggio? Per quanto riguarda un eventuale ballottaggio, in questo momento però non mi ricordo adesso esattamente le date, ovviamente si terrà il ballottaggio che è disaccoppiato dalle elezioni europee, per cui non è previsto ballottaggio. Comunque avrete un comunicato con tutte le date tra poco. Giuseppe Meloni, ex consigliere regionale del Partito Democratico e sindaco di Loiri Porto San Paolo, è ora il nuovo vice di Alessandra Todde ed il nuovo assessore al bilancio. Ma credo che sia un ragionamento da fare per l'intera giunta, l'intera amministrazione regionale. Non si tratta di singoli, si tratta di collettivo. Noi pensiamo, l'abbiamo dimostrato dal primo giorno, abbiamo cercato di dimostrare dal primo giorno di essere un collettivo che dovrà mantenere gli impegni assunti con i sardi e io da subito, come tutti gli altri miei colleghi, mi metterò al lavoro in assessorato per cercare di portare avanti ciò che è ancora da completare e per programmare i prossimi anni, il rilancio della Sardegna. Siamo pronti e riteniamo che potremmo portare avanti il lavoro che è stato ereditato, quello di buono che abbiamo ereditato, e poi sugli errori che sono stati commessi dalla precedente amministrazione cercheremo di impostare invece un lavoro diverso che sia un lavoro fatto di slancio, di attivismo, dove per esempio, come è accaduto nel centro regionale di programmazione, ci sia una guida che possa dare un contributo fondamentale per il rilancio di settori fondamentali per l'economia dell'isola. Quali saranno le priorità per lei? Ma per me le priorità sicuramente sono quelle di intanto approvare il rendiconto che andrebbe approvato entro il 30 di aprile, ma immagino che non si riesca a rispettare la data a causa del cambio di amministrazione, quindi dovremo lavorare subito con gli assessorati per capire a che punto è il lavoro per l'approvazione del rendiconto, e poi avremo subito immagino un assestamento la variazione in assestamento nella quale inizieremo a marcare le nostre prime iniziative, quelle
iniziale di inizio legislatura, e poi imposteremo il lavoro insomma, per i prossimi tempi. Abbiamo una programmazione 2021-2027 da portare avanti, da iniziare praticamente. Ci stiamo preparando, siamo pronti, stiamo costruendo la squadra che possa farsi trovare pronta per questo momento così importante, e riteniamo che per esempio per quanto riguarda l'assessorato di competenza nell'aspetto dei servizi finanziari, nella Direzione Generale dei Servizi Finanziari, occorre anche capire cosa è accaduto in questi anni, quando si è passati da un avanzo di amministrazione di 380 milioni di euro nel 2019 a oltre 3 miliardi, anzi in una cassa da oltre 3 miliardi nel 2024. Ci sono evidentemente troppi residui passivi, c'è un problema nei pagamenti, dobbiamo sicuramente intervenire e lavorerò dai primi giorni per intervenire su questo. E credo che occorrerà appunto lavorare sulla struttura per fare in modo che ci possa essere una struttura che segua il passo dell'amministrazione. L'ex assessora alla mobilità e trasporti di Quartu Sant'Elena, con un master internazionale di secondo livello in politiche ambientali e territoriali, è adesso la nuova assessora ai trasporti della Regione Sardegna. Ci sono una serie di dossier che mi sono già stati sottoposti, alcuni di questi sono assolutamente urgenti, quindi cercheremo di intervenire quanto prima. Ovviamente tutti si pensano alla continuità territoriale, infatti uno dei temi su cui dovremmo lavorare fin da subito, non dimenticando però che abbiamo bisogno anche di costruire quella che è la visione della mobilità della Sardegna, quindi da un lato le emergenze, ma in parallelo dovremmo operare in prospettiva. All'agricoltura invece Gianfranco Satta, progressista che nella precedente legislatura ha fatto parte della Commissione Programmazione e Bilancio e ha ricoperto la carica di vicepresidente della Commissione Industria, Commercio e Artigianato. Mandata la prima riunione? La prima riunione, i punti all'ordine del giorno erano noti e abbiamo definito il metodo di lavoro, quindi oggi più che altro ogni assessore ha esposto quelle che sono le emergenze per essere condivisi nei lavori che faremo nei prossimi giorni e nelle prossime giunte. Le priorità sono innanzitutto le varie spettanze che devono arrivare in tempi celeri agli agricoltori. Ci confronteremo con la Presidente, con la Giunta e naturalmente con tutte le agenzie che gravitano in agricoltura. Antonio Piu, ex consigliere regionale di Verdi e Sinistra, è ora il nuovo assessore ai lavori pubblici. Alla guida dell'assessorato al turismo Franco Cucureddu, che è stato il sindaco di Castelsardo ed è ora il presidente della rete dei porti. Credo che ci sia da lavorare molto di concerto con tutti gli operatori del settore per fare un passo in avanti sul campo della digitalizzazione. Ormai il 90% delle vacanze si prenotano sul mercato digitale e credo anche le prime sfide saranno quelle di pensare al futuro delle professioni turistiche. Quindi sarà un processo un po' lungo, ma oggi i due grandi problemi sono questi: essere aggressivi per conquistare nuovi mercati ed essere agguerriti nel campo del digitale, e prepararci con professionalità sempre di maggior livello per essere pronti ad accogliere una clientela di qualità. Stagione turistica alle porte, quindi sicuramente non potremo incidere su questa prima stagione estiva. Noi ci auguriamo che non si parli più di stagione turistica, ci auguriamo che con segmenti diversi si possa fare turismo un po' tutto l'anno, chiaramente con le punte che saranno quelle estive, ma crediamo che si possano realizzare prodotti turistici attrattivi anche in altri periodi dell'anno. Il problema di misurare il successo di una stagione turistica sulla base delle presenze è sicuramente un problema, nel senso che più arrivi non significa avere necessariamente, soprattutto se sono concentrati, soprattutto se mandano in tilt le infrastrutture, se chi arriva non trova parcheggi, ha il sistema fognario che va in tilt, l'acqua che non è sufficiente, quindi più che una vacanza diventa veramente un girone dantesco. Ecco, io credo che cambiare l'ottica e pensare al fatturato, quanto la Sardegna fattura, piuttosto che quante persone arrivano in Sardegna, possa essere già un primo indicatore positivo. In questo senso la Sardegna il turismo dà un contributo al PIL della Sardegna molto basso, intorno all'8%, a livello nazionale siamo intorno al 12%, quasi 13%,
Quindi la Sardegna, benché noi la riteniamo una regione turistica, è una delle regioni meno turistiche d'Italia. Ecco, quindi andare a incidere su questo potrebbe significare una svolta anche dal punto di vista produttivo. Come? Facendo emergere il nero, come lei diceva, che è un progetto realizzabile appunto con una trasformazione, con una forte presenza del digitale, incrociando i dati. Nella mia città avevamo una settantina di strutture registrate, abbiamo semplicemente verificato sulle varie piattaforme già referenziate, da Airbnb a Booking a tutte le altre, e abbiamo scoperto 400 strutture che affittavano sul web ma che non erano censite. Quindi far emergere il nero potrebbe anche significare subito avere un impatto positivo in termini di contributo del turismo al PIL della Sardegna. L'ex sindaca di Dolianova Rosanna Laconi, dottoressa e direttrice di struttura complessa, è ora la nuova assessora della difesa dell'ambiente. Il metodo di lavoro che il Presidente ci ha dato lo condividiamo tutti, quindi trasversalità tra tutti quanti gli assessorati, questo è fondamentale. Ilaria Portas invece è la nuova assessora alla cultura e istruzione. È stata in passato vice sindaco di Masainas ed ex capo di gabinetto dell'assessorato durante la giunta Pigliaru. All'esperta di organizzazioni complesse Marilena Mozzo, attualmente assessora al bilancio, pubblica istruzione e attività produttive del comune di Bolottana, la delega agli affari generali. All'industria l'ex segretario regionale del Partito Democratico Emanuele Cani. Il tema della moratoria sull'eolico riguarda anche il suo assessorato, oltre a quello all'ambiente, è un tema ormai imminente. Assolutamente, uno dei primi temi, lo affronteremo con determinazione nei prossimi giorni, insomma già dalle prossime ore, quindi saremo sul pezzo. Si va verso la moratoria? È molto probabile. Ma insomma è chiaramente uno dei temi, adesso non abbiamo avuto ancora modo di sviluppare l'argomento in maniera completa, lo faremo sicuramente nei prossimi giorni e valuteremo la strada migliore da seguire. Armando Bartolazzi, patologo all'azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma ed ex sottosegretario alla salute del governo Conte I, è il nuovo assessore alla sanità. La Sardegna è la prima regione in Italia in cui i cittadini rinunciano alle cure, ma è anche la prima regione in Italia in cui i cittadini richiedono prestiti per poter sottoporsi alle cure mediche, però nel settore privato. Grande problema questo, 16% dei cittadini rinunciano alle cure e questa è una cosa grave, soprattutto per malattie importanti, no? Quali il cancro, il diabete, le malattie croniche. Bisogna lavorare per invertire questa tendenza. Allora, per far questo faremo sicuramente una ricognizione degli ospedali presenti sul territorio, della medicina territoriale, perché dovrà certamente essere ripotenziata, e bisogna chiaramente cercare di mettere investimenti e risorse laddove bisogna creare servizi. Servizi che io spero possano anche raggiungere l'eccellenza. Perché nella mia prima ricognizione degli ospedali che feci nel 2018, all'epoca ero sottosegretario di Stato alla Salute, io ho visto che in Sardegna ci sono anche eccellenze, spesso isolate, che non possono esprimersi al meglio per mancanza di collaboratori, di tecnici, di strutture, di apparecchiature, quindi cercheremo di sanare piano piano tutte queste criticità, spero con la collaborazione di tutte le forze politiche in campo, perché guardi, una cosa che posso dirvi è una notizia sensazionale: il cancro nel continente è lo stesso della Sardegna, il diabete è lo stesso della Sardegna, il problema è che in Sardegna, come lei giustamente ha detto, i malati non vengono proprio trattati al meglio, non hanno le cure più sofisticate, più moderne e spesso non c'è nemmeno prevenzione sul territorio. Allora la mia presenza in questo territorio è proprio data e motivata dal fatto che io mi sono preso questa sfida e spero di portarla avanti con l'aiuto di tutti nel migliore dei modi. Una sfida che ha suscitato delle polemiche soprattutto nel centrodestra, perché vedono la sua scelta, il suo nome, comunque una persona che viene da Roma, come una sorta di sfiducia nei confronti della coalizione di centrosinistra. Beh, certo, questa è una cosa un po' tecnica, forse il dubbio sarebbe venuto anche a me, però prendete quello che il cielo vi manda, cioè io non vengo da Roma, mi sono formato ad Harvard, mi sono formato al Karolinska Institute, dove danno i premi Nobel in medicina, quindi un po' credo di capire di sanità,
E noi dobbiamo lavorare sulle competenze quelli che sono i nostri obiettivi. Se le cose fossero andate bene e quindi stessimo toccando degli equilibri particolarmente funzionanti, io queste critiche le capirei. Visto che stiamo affrontando una situazione disastrosa e stiamo affrontando le macerie, credo che mi concentrerei sulle esperienze e sulle competenze. Può ribadire la sua posizione sul percorso di privatizzazione degli aeroporti? Ma intanto è importante in questo momento affrontare il dossier e quindi ovviamente fare in modo che tutte le carte che sono entrate recentemente in nostro possesso vengano prese in considerazione e quindi quello che è importante per noi è confrontarci con gli attori principali, con la Camera di Commercio, con F2I e fare in modo che ci possa essere per la Regione una posizione ovviamente strategica. Sono le porte d'ingresso della nostra isola, le porte di uscita della nostra isola, ciò che ci consente di essere anche competitivi con il mondo esterno e ovviamente la Regione dovrà adeguatamente esercitare le sue prerogative. Io credo che ogni contesto politico regionale abbia la sua autonomia, noi l'abbiamo rivendicato in questa campagna elettorale, quindi non solo non ci sarà nessun tipo di ovviamente impatto, ma quello che ho visto oggi mi conforta nel poter dire che noi siamo veramente molto coesi, della coesione e dell'unità faremo una delle cifre che ci porterà avanti in questo governo. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzie Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. E dopo questa lunga pagina dedicata alla politica regionale, grazie al servizio di Saramon e Roberta Lai, abbiamo conosciuto tutti i protagonisti dell'esecutivo regionale, i protagonisti dei prossimi 5 anni, ed è, come nostra tradizione, in chiusura il momento dell'analisi. Abbiamo scelto di farla insieme a Mondino Ibba, mio caro amico, che conosce molto bene le vicissitudini del Palazzo di Via Roma, che è stato per oltre 30 anni presidente dell'Ordine dei Medici, e questo ci occorrerà per parlare dell'emergenza sanità. Ma andiamo per ordine. Fin dalle prime battute, fin dal primo giorno in cui Alessandra Todde è arrivata a Cagliari in vista della partecipazione alla volata elettorale,
hai avuto modo di conoscerla, di frequentarla e vogliamo un tuo racconto di questa signora dal primo giorno. Però faccio un'anticipazione. Quando voi il 7 luglio vi siete riuniti nella sala dei Saliscelti a Molentargius, avevate pensato che sarebbe potuto essere un 5 Stelle protagonista di questa corsa per portare via il potere al centrodestra? No, almeno personalmente no, ma credo anche tutti gli altri partecipanti a quel tavolo. Era un primo momento, la situazione era molto fluida, non erano ancora comparsi sulla scena personaggi, intenzioni, prospettive, per cui al 7 di luglio alla Sala Sali di Molentargius, diciamo che eravamo tutti liberi, tutti, come dire, aperti a qualunque soluzione. E quando ci siamo incontrati in quell'occasione abbiamo parlato più di contenuti dei problemi della Sardegna piuttosto che di ruoli, di persone o comunque di leader, di traghettatori o altro. Arriviamo alla settimana successiva, 7 giorni, 14 luglio, alle fonti di San Leonardo, nell'Alto Oristanese, appare questa signora che è lontano dalla Sardegna da 30 anni per motivi di studio e di lavoro, ma anche di governo nell'ultimo periodo, e dice: voglio scendere in campo, mi propongo per essere leader della coalizione di centro-sinistra. Alla prima notizia, come è stata accolta? Ma insomma, è stata una notizia, come dire, imprevista e quindi con un minimo di sospetto, ma senza neanche un rifiuto pregiudiziale. Io parlo per noi, per quelli del mio partito. Noi siamo sempre stati consapevoli che la politica del centrodestra degli ultimi 5 anni aveva bisogno di una scrollata forte per essere superata. E può darsi, ci siamo detti, che questa donna potrebbe avere queste caratteristiche, sia perché è una donna, sia perché è una che ha esperienze internazionali, sia perché si presenta bene, sia perché ha un modo molto diverso dalla politica tradizionale di fare, di dire e di presentarsi. Motivo per cui questa affabilità nel suo modo di fare, questa delicatezza nei modi, questa sua gentilezza, ma anche, devo dire, questa sua freschezza di figura, di immagine di questa persona, diciamo che ha reso l'ipotesi possibilista. Alessandra Todde, in via Emilia, finalmente si è deciso che dovesse essere lei la vostra leader. Sì, siamo arrivati a questa decisione dopo alcune riunioni della coalizione, che inizialmente era molto più larga, era molto più completa, poi alcuni hanno abbandonato il campo per sposare il progetto di Renato Soru, ma quando alla fine, in quella giornata in cui si è deciso, diciamo che intanto il PD aveva dichiarato di non avere candidati. Nessuno di noi dei partiti minori ha dichiarato di avere un candidato da spendere obiettivamente, perché un partito dell'1% è evidente che non può pensare di proporre il presidente della regione, per cui a quel punto c'è stato l'intervento del coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, il quale ha detto, insomma, visto che non c'è nessuna proposta, io mi sento invece di proporvi la candidatura di Alessandra Todde. E davanti al vuoto, naturalmente, tutti i partiti abbiamo detto, va bene, Alessandra Todde. Lui l'ha chiamata, nel giro di forse 20 minuti, mezz'ora, lei è arrivata, si è presentata, saluti, alcuni già la conoscevano, io stesso personalmente avevo avuto occasione di conoscerla per 2 incontri che abbiamo avuto quando lei era viceministro al Ministero per lo Sviluppo Economico. In quell'occasione abbiamo avuto uno scambio di opinioni sullo sviluppo economico dell'Italia molto gradevole
e lei dimostrando molta competenza sull'argomento, quindi ci siamo risalutati con piacere, insomma, e tutti gli abbiamo detto, beh vabbè, benvenuta, vediamo di lavorare insieme, ma soprattutto vediamo di vincere. E così poi è accaduto, insomma. Ma è accaduto, e questa è la domanda più importante, per merito di Alessandra Todde, considerato che ha preso 20.000 voti in più rispetto ai voti della coalizione di centrosinistra, è stata determinante. Beh, decisamente, la legge elettorale sarda prevede non che vincano le coalizioni, ma che vinca il candidato presidente. E lei ha ottenuto questo risultato perché in termini di sostanza politica, se vogliamo dirla tutta, il centrodestra ha dimostrato di essere più presente nel territorio, fra la gente, nel giudizio dell'opinione pubblica, tant'è che ha preso molti voti di più. La somma delle liste che sostenevano il centrodestra rispetto a quelle che sostenevano il centrosinistra. Però sixtantibus rebus ibi manebimus optime. È stata determinante Cagliari dando 20.000 voti in più alla Todde rispetto al suo sindaco. Sì, decisamente. Permettetemi davvero un giudizio che è sereno. Non è, il povero Truzzu ha pagato il fatto di dover realizzare in maniera contemporanea troppe opere che non solo hanno scontentato i cittadini dal punto di vista della gestione quotidiana dello spostamento, del traffico, della partecipazione, ma soprattutto ha scontentato tutta quella parte di attività economiche, soprattutto di natura commerciale, che per via di tutti questi cantieri che ha aperto contemporaneamente hanno avuto davvero dei danni gravi dal punto di vista economico. Ecco, io gli rimprovero che in quel momento lui avrebbe dovuto assumere l'iniziativa di dire a tutte queste categorie: cercheremo di ricompensarvi e di farvi recuperare questo disagio anche economico che vi stiamo creando. D'altra parte, quando abbiamo avuto il Covid, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo successivamente recuperato anche economicamente il disagio materiale di tutti quegli esercizi e di tutte quelle attività che erano state danneggiate anche gravemente dal Covid. Quindi questa era una cosa che lui, secondo me, avrebbe potuto fare, dovuto fare, ma non l'ha fatta, e questo è un errore che lui ha pagato amaramente. Diamo la linea adesso alla regia. Rientriamo e ci avviamo alle conclusioni parlando della sanità del futuro secondo Mondino Iba. A tra poco. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde.
Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione, l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Ed eccoci veramente alla volata finale. Allora, nuovo assessore alla sanità, direttrice generale che ha dato le dimissioni, la Tomasella, pure lei è arrivata da fuori, dal Veneto, ma forse la Tomasella ha fatto anche bene, visto che poi inizia lo spoil system e guarda il caso dell'ASPA, l'azienda regionale per il lavoro, la direttrice è stata silurata. Quindi la Tomasella probabilmente, saputo il risultato, considerato che era una prima scelta di Cristian Solinas, ha deciso di andare via lì. Come vedi la sanità del futuro e perché siamo in questa situazione di emergenza? Ma noi siamo in una situazione di emergenza perché non abbiamo costruito, non hanno costruito nell'arco di questi 5 anni una idea di assistenza alla salute delle persone. Io voglio intanto chiarire una differenza. Guardate, quando noi diciamo sanità intendiamo l'organizzazione strutturale e burocratica del sistema che deve garantire la salute delle persone. Ma la salute delle persone non si garantisce con un sistema o con una riforma di quel sistema. Si garantisce avendo un'idea precisa di che cosa va cambiato e come va cambiato ciò che deve essere cambiato. Cioè, intanto dobbiamo cambiare l'obiettivo finale. Noi dobbiamo pensare a garantire la salute delle persone quando sono sane e a restare in tale condizione, a curare gli ammalati quando questi sono ammalati per cercare di farli ritornare sani e a cercare di recuperare i malati cronici attraverso la possibilità di una riabilitazione, di un reinserimento sociale per poter essere parte attiva non solo socialmente ma anche economicamente. Ecco, questa visione secondo me in tutti questi anni non c'è stata perché gli assessori alla sanità che si sono succeduti si sono limitati a fare una politica di banalità del quotidiano, di banale risoluzione dei problemi del quotidiano, cioè è mancata una visione d'insieme ed è mancata una visione di prospettiva. Interrompo. In oltre 30 anni di esperienza da presidente dell'Ordine dei Medici, Mondirueba avrà conosciuto tantissimi assessori. Tutti. Benissimo. Diciamo, facciamo un calcolo alla grande, diciamo 10, 12, anche di più. È possibile che Niedu e Doria siano stati i peggiori della serie? No, però diciamo che in zona retrocessione c'erano tutti e due, perché io ne ricordo due, uno che è stato il professor Mastropaolo e un altro che è stato l'onorevole Azzena, consigliere regionale della vecchia Democrazia Cristiana, proveniente da Olbia, che effettivamente era un pesce fuor d'acqua.
e nel periodo in cui lui è stato assessore non è riuscito proprio ad entrare nelle problematiche della salute delle persone. Di che anni parliamo? Ma forse stiamo parlando 83-84, forse 84-85. Credo che ecco, è una bella lotta per tentare di salvarsi. Però non abbiamo detto che hanno anche dovuto affrontare un problema generale, grandissimo, la pandemia. Vabbè, guardi, la pandemia l'abbiamo affrontata e l'abbiamo risolta non per le scelte della politica sanitaria regionale, ma per le scelte di politica sanitaria nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità e degli altri organismi nazionali di garanzia e di capacità di gestione delle patologie virali, soprattutto quelle nuove, perché in quell'occasione nessuno ha avuto il coraggio di dire che il vaccino che è stato proposto è stato ipotizzato, elaborato, realizzato, proposto e somministrato. È stato come cambiare la ruota ad una macchina che va a 100 all'ora, perché una situazione come quella noi non l'avremmo normalmente, mica che si sarebbe mai risolta nei 2 anni in cui si è risolta. Noi avremmo avuto lunghi periodi di Covid e ancora oggi noi abbiamo, e chi fa la professione ancora oggi vede, recepisce e registra presenze di patologie di singole persone di un Covid long term, cioè un Covid che ancora resiste dopo tanti anni perché si è impiantato nelle meningi, perché si è impiantato in un nervo periferico, perché si è impiantato in un'articolazione o in un muscolo. E questo è una cosa molto difficile che hanno fatto gli organismi nazionali del Ministero della Salute e noi grazie a noi abbiamo seguito quello. Mario Niedu ha avuto il buon senso e la responsabilità, il buon senso responsabile di fare un passo indietro, di seguire il flusso che indicava il Ministero della Salute e siamo usciti, diciamo, ragionevolmente indenni da quel periodo. Dobbiamo andare più veloci. È stata bloccata dalla Presidente Todde la delibera per la realizzazione dei 4 nuovi ospedali. Cosa ne pensa Mondino Ibba? È stata una cosa saggia e direi una cosa santa, perché noi prima di fare 4 nuovi ospedali dobbiamo intanto ripensare gli ospedali, come li dobbiamo mettere, come li dobbiamo articolare, come li dobbiamo utilizzare. E ci sono quelli attualmente già vigenti che stanno funzionando e che noi dobbiamo riorganizzare e riordinare per ospedali a bassa, media e alta intensità di cura. Prima si faccia questo, si costruiscano gli organici, si abbia la tecnologia per una diagnosi rapida, precisa, che consenta terapie precise e appropriate. Non dimentichiamoci che in questa regione vige un ospedale di rilevanza nazionale che è dedicato alla figura del professor Giuseppe Bruzzo e che quell'ospedale è stato mortificato in tutti questi anni. E questo è un fatto grave perché ha significato che a fronte dell'interesse di salute delle persone hanno prevalso logiche di carattere gestionale che sono indipendenti e che nulla c'entrano con la salute delle persone. Sono già partiti i titoli di coda, ultimissimo interrogativo. Cosa ne pensa Mondino Ibba delle case di comunità? Ma guardi, noi abbiamo provato a metterle su le case di comunità, non è che sino ad ora abbiamo avuto grandi risultati. Anche lì però è mancata una filosofia delle case di comunità. Cioè le case di comunità sono agglomerati di strutture fisiche dove più medici o di uguali competenze professionali o di competenze professionali diverse si integrano non solo dal punto di vista di una diagnosi
che per un paziente che è diverso dalla mia specialità io posso avere difficoltà a trovare un percorso diagnostico e terapeutico, ma anche e soprattutto per dare una continuità assistenziale dalle 8 del mattino alle 20 del pomeriggio ai cittadini e alle persone che ne hanno bisogno nelle ore più disparate, con una turnazione fra medici e personale infermieristico che deve concorrere anche egli a fare tutta quella parte di assistenza alla piccola patologia, come si può fare in una casa della salute, dove si può fare la somministrazione di una flebo, dove si può fare un elettrocardiogramma, dove si può fare un prelievo di sangue, una raccolta di urine per fare degli esami, senza dover mandare per forza negli ospedali o presso le strutture accreditate, in una logica di avvicinamento del sistema sanitario ai cittadini, una logica di prossimità, non i cittadini verso il sistema, ma il sistema verso i cittadini. Questa è la logica che sino ad oggi è mancata e fino a che questa non si realizzerà noi avremo un sistema sanitario che avrà difficoltà a dare risposte di salute ai bisogni delle persone. Grazie davvero a Mondino Ibba, big del Partito Socialista Regionale, ex presidente dell'Ordine dei Medici che ha diretto e guidato per oltre 30 anni. Abbiamo parlato della nuova giunta, abbiamo parlato dell'emergenza sanitaria. Vi dico solo e vi anticipo che la prossima puntata sarà interamente dedicata alla Vinitaly, dove è operativa la nostra troupe. Alla prossima settimana, grazie Ibba. Grazie a voi, gentilissimi, un saluto agli telespettatori. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.